Sono sti fatidici 70 giorni, no? La curva sale, arriva al picco e va giù, ma poi tutti hanno deciso di attivare la fase ovviamente della convivenza, al punto tale, ve la liquido con una battuta, che il 15 aprile la Corea è andata al voto. Parlando dei 70 giorni durante i quali l'andamento dell'epidemia si è sviluppato nei primi paesi in cui il virus si è presentato, il presidente del Veneto con una battuta introduce il tema delle elezioni dopo che il Consiglio dei Ministri ha fissato la finestra per il voto con un'unica data per regionali e amministrative tra metà settembre e metà dicembre. Argomento sul quale Zaia torna poco dopo, spiegando come ai governatori che andranno al rinnovo fosse arrivata formalmente una bozza del decreto sulla quale avevano presentato le loro osservazioni. Ha condiviso il periodo che era quello del 5-6 luglio fino al 15 settembre. Era una convocazione delle urne solo per le regioni. Abbiamo chiesto, uno, di fare in 2 giorni le elezioni, quindi metterci anche lunedì fino alle ore 15. Prima richiesta che abbiamo fatto. Secondo, abbiamo chiesto di far votare anche i nostri cittadini che sono all'estero nei consolati. Punto. Sono andati in Consiglio dei Ministri e ne è uscita una roba che non c'entra niente con quella che ci hanno chiesto di osservare. Spero che qualcuno abbia il buon gusto di informare, lo facciamo anche noi, da parte del governo, di informare il Capo dello Stato che quel provvedimento non è stato assolutamente quello approvato, minimamente condiviso con le regioni. Ma c'è anche un altro tema che in queste ore sta facendo discutere ed è quello dell'app per intercettare i contatti di cittadini positivi. Zaia ha voluto spiegare ancora più dettagliatamente il funzionamento facendo l'esempio di 2 viaggiatori, uno del nord e un altro del sud, che si incontrano casualmente in un bar e iniziano a chiacchierare per un tempo di almeno 15 minuti, stando a meno di 2 metri di distanza. Sono i 2 elementi che le applicazioni hanno: distanza inferiore di 2 metri tra i 2 conversanti e più di 15 minuti di conversazione. I 2 telefonini che avranno le applicazioni scaricate dialogano tra di loro e registrano il contatto. Una volta rientrato a casa, uno dei 2 viene trovato positivo, sintomatico e ricoverato in ospedale. I medici in questo no, in Corea, i medici che sanno che c'è l'applicazione chiedono di vedere i contatti di quel telefonino, chiamano subito uno dei 2, quello che in teoria è sano, e gli dico: fai a farti subito un tampone in una struttura ospedaliera perché tu hai avuto un contatto con un positivo. Un'app che ha suscitato molte polemiche sul tema privacy. Sono giuste le questioni che si pongono rispetto alla privacy. Non è un obbligo di legge, eh? Cioè, vorrei anche aggiungere che forse se abbiamo un aspetto negativo in Veneto è che noi non l'abbiamo fatta l'applicazione. Cioè noi non ce l'abbiamo, perché abbiamo sempre detto se ci sarà a livello nazionale. Non sto promuovendo applicazioni altrove, vi dico che così funziona l'applicazione, senza bisogna aspettare sulla porta dell'ospedale che arrivi qualcuno di ammalato. Punto. L'importanza dell'app è stata ribadita anche dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri senza troppi giri di parole. L'alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice, spiega. Le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà.